Questa sera abbiamo con noi lo scrittore Giulio Cesare Giacobbe. Sono molto onorata che sia qui. Penso che molti di voi avranno letto i suoi libri come feci io a suo tempo e come continuo a fare a mano che lui sforna le nuove produzioni. Ho chiamato un nostro caro amico che voi già conoscete, il professor Spano dell'Università di Padova, per fare una piccola introduzione alla serata. Io vi auguro un buon ascolto. Per chi fosse presente per la prima volta, alla fine dell'intervento di Giulio Cesare Giacobbe ci sarà un breve intervallo, qualche annuncio e poi passeremo alla fase delle domande. Grazie e buon ascolto. Un saluto a tutti voi e un ringraziamento per questa occasione, ovviamente all'amica Francesca, perché è una grande organizzatrice di eventi, ma anche una persona che in qualche modo si dedica alla promozione della cultura, che poi è anche benessere per ognuno di noi. E poi all'ospite d'onore, a Giulio Cesare Giacobbe, che affronta un tema importante perché anche appartiene a un suo lungo lavoro, una sua lunga ricerca, ma anche singolare, cioè non è da tutti i giorni incontrare una problematica di questo tipo e anche poi esporla, no? In termini più di, non dico di divulgazione, ma di presentazione a un pubblico vasto e quindi poi scendere anche in una esperienza diretta come il seminario che seguirà domani sera. Come mi è consueto, io penso che chi ha questo compito di presentare un evento che è seriamente rivolto a sviluppare una dimensione dell'esperienza culturale di ognuno di noi, debba tendenzialmente astenersi nell'entrare nel merito specifico, quanto cercare di riflettere in qualche modo su ciò che la conferenza di stasera può suscitare in noi o che ha già suscitato. E allora prendo spunto brevemente da una considerazione sul buddismo di tipo generale, che credo sia semplice e condivisibile, cioè vedere il buddismo come una via verso la spiritualità umana. Ecco, allora ragionerei un attimo su questo concetto di spiritualità e poi vediamo se ci sarà un incontro, ecco, con poi quanto farà seguire Giulio Cesare Giacobbe. Partirei dicendo che definire la spiritualità oggi, e su questo sono d'accordo a parecchi studiosi, in particolare faccio riferimento a un filosofo teologo piuttosto conosciuto, Raimond Panica, il quale dice che è particolarmente difficile definire la spiritualità del nostro tempo e addirittura conclude dicendo è come affrontare l'impossibile. Con la possibilità dell'impossibile però sta all'interno di una visione del mondo, di un modo di vedere le cose che potremmo definire antropo-cosmogonico, cioè che in qualche modo riunisce sia la genesi dell'universo e del cosmo e contemporaneamente la genesi dell'uomo. Quindi in qualche modo questo affrontare l'impossibile richiama una visione del mondo che potremmo definire in maniera molto semplice, no? Una visione globale, totale, integrale, anche se poi tutti questi aggettivi andrebbero qualificati. E da qui nasce un po' il senso della spiritualità, da questo proprio immergersi in una visione che vede l'uomo totalmente partecipe di una realtà che lo comprende. Però siamo di fronte a un uomo, in particolare l'uomo occidentale, l'uomo moderno, che è sempre più distratto da questo essere, no, tutt'uno con la realtà che lo comprende, sempre più separato, sempre più mortificato, sempre più oggettivato, sempre più interno a una cultura che definirei
del tutto riduttiva, specialistica, parziale. Direi che, per usare una parola antica, ma ancora storicamente valida, un uomo ancora particolarmente e fortemente alienato, altro da sé. Parola quindi come olismo, totalità, complessità, appaiono di fatto spesso come parole sufficientemente vuote di significato reale. Sappiamo poi che l'uomo nella sua realtà è l'espressione di alcune dimensioni, 4 ne potremmo definire brevemente, usando le parole greche che hanno dato origine a queste dimensioni, la parola soma, la parola psiche, la parola polis e la parola cosmos. Dirò in breve queste cose, perché poi penso che verranno riprese nell'intervento di Giacobbe. No? E l'uomo è soma, è corpo e lo è essenzialmente, chiaro? Non c'è corpo e non c'è uomo, per cui tutti i valori corporali appartengono all'essenza intima del soggetto umano. Il corpo poi non è solo corpo fisico, bio, no? Ma è soprattutto quello che i fenomenologi, i filosofi fenomenologi chiamano Leib, una bella definizione, corpo vissuto, proiezione del soggetto nel mondo. Una spiritualità che faccia astrazione dal corpo, forse è astratta anche lei, è riduttiva, non integrale. L'uomo è anche psiche, anima, spirito vitale, anima cosciente di se stessa, che non separa l'individuo ma lo ricongiunge con la sua realtà, in particolare con la realtà degli altri uomini, la comunità. La bellissima definizione di comunità, communus, dono che si scambia, e riunisce l'uomo anche nella polis, unione di tutti gli individui. C'è una frase di un grande filosofo che potrebbe sembrare un po' fuori luogo dentro questo ragionamento, ma a mio avviso è pertinente. Mi riferisco a Carlo Marx, che dice: nella sua realtà l'essenza umana è l'insieme dei rapporti sociali. Se si tolgono le relazioni che sono costitutive dell'uomo e della realtà tutta, l'uomo scompare. Per quello penso che su questo tema credo che qualche riflessione verrà fatta, non lo so poi se mi confermerai o meno. Diciamo che nel momento in cui si ha relazione con gli altri, se contemporaneamente non si è nella relazione, vuol dire che si è già caduti, diciamo, nella alienazione di sé. Anche qui, per esempio, sul tema del buddismo ci sono delle riflessioni a volte in questo senso, se è religione o non lo è. Anche qui il tema della religione appare, io uso definirla in maniera non così corretta, però che dà un senso alla religio come possibilità del soggetto di riconnettersi, no? Con se stesso, con la sua natura e con la natura di tutte le cose. L'uomo quindi è anche cosmos, universo, mondo. L'uomo non ha solo un mondo, ma è un mondo, è terra. Un amico psicosomatista che forse conoscete perché è il presidente dell'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano, sto riferendomi a Raffaele Morelli, dice: il corpo è il corpo del mondo. Il mondo, la terra, fa parte, esprime la stessa essenza dell'uomo. Ecco, allora, dentro questa impostazione, la spiritualità come potrebbe essere intesa, come emerge? Io direi che come una sorta di carta di navigazione nel mare della vita dell'uomo, che compare ed apre diverse vie che conducono l'uomo verso il suo destino, che conducono l'uomo verso l'appropriazione della propria natura. Ecco, allora penso che stasera questo evento e le parole che seguiranno approfondiranno, credo, anche se non
ci eravamo assolutamente messi d'accordo con Giulio Cesare Giacobbe circa la mia possibile premessa e il suo intervento. Però penso che su queste cose si giochi la realtà e l'esistenza di ognuno di noi, e si giochino queste vie che portano verso la spiritualità di cui il buddismo è testimonianza reale, ma anche pratica, è testimonianza pratica. Ecco, spero che l'incontro di questa sera e il seminario che seguirà sarà un motivo di approfondimento adeguato di queste problematiche. Grazie. In 20 anni di conferenze, comprese quelle universitarie, non ho mai avuto una introduzione così dotta. 5 minuti. Sei troppo buono. Hanno sempre detto cazzate. Allora, l'avventura di questa sera è un'avventura culturale che sbalordirà, destabilizzerà molti di voi. Spero tutti. Dunque, il buddismo è tante cose, così come lo è il cristianesimo, tante cose. Sapete che il cristianesimo ha una decina di chiese intitolate a esso, la chiesa presbiteriana, la chiesa anglicana, la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa e più ne ha più ne ha. Il buddismo è la stessa cosa. Noi conosciamo il buddismo tibetano del Dalai Lama e crediamo che questo sia il buddismo. È come se noi conoscessimo il buddismo cattolico romano con il Papa e pensassimo che il cristianesimo è questo. Ma non è così. Ci sono almeno 5 chiese buddiste completamente diverse una dall'altra. Tutto questo non ha nulla a che vedere con il Buddha. Così come la Chiesa presbiteriana non ha nulla a che vedere con l'insegnamento di Cristo. E non solo la Chiesa presbiteriana. Le scuole filosofiche sono nate 3-4 secoli dopo la morte del Buddha e poi si sono accresciute. Vi ricordo che il Buddha è vissuto 500 anni prima di Cristo. VI secolo a.C. 3-4 secoli dopo la sua morte, cosa è successo? Inizialmente lui aveva fondato una comunità di bhikkhu, che non sono monaci, sono mendicanti. Una sorta di comunità francescana. Vi ricordate San Francesco, no? Lui aveva invitato i suoi discepoli a mendicare. Perché? Perché predicava la povertà totale, il non possesso di alcun bene materiale. La mendicità ci abitua all'umiltà, ci insegna a dipendere dagli altri per la sopravvivenza, che è la forma più spinta di umiltà. La comunità originale, fondata dal Buddha, era una comunità di mendicanti, quello che lui chiamava il Sangha. Questa comunità prese corpo e ad un certo punto gli chiesero: maestro, dacci un segno, una forma della nostra possibilità di identificazione.
Possiamo noi prendere te come esempio, come nostro modello? Sì. E possiamo noi prendere la nostra comunità come valore sociale a cui appoggiarci? Sì. E possiamo noi prendere il tuo insegnamento come nostra guida nella vita? Sì. Ecco quindi che noi possiamo prendere rifugio in queste tre forme. Il Buddha, cioè la buddhità, il Sangha, la comunità, il Dharma, l'insegnamento. Ed ecco quindi che nacquero i tre rifugi: il Buddha, il Dharma, il Sangha. Questo dei tre rifugi fu la struttura ideologica della comunità fondata dal Buddha. Vi faccio notare che non fu il Buddha a proporre o a imporre queste forme, ma furono i suoi stessi discepoli a autoimporseli. Ok? Quindi questa prima comunità fondata dal Buddha, che si moltiplicò incredibilmente fino ad arrivare ad accogliere migliaia di persone, e che usufruì di un fenomeno sociale presente anche nella nostra cultura. I figli secondo, terzo e quartogeniti dei regnanti dei piccoli regni che allora costituivano una specie di stato feudale nel Nepal, nel VI secolo a.C., essendo diseredati perché c'era lo ius primus genitus anche là, e quindi solo il primogenito ereditava il regno, i cadetti, privi di capacità ereditaria, ma desiderosi in qualche modo di esercitare un minimo di potere sociale, venivano indirizzati dagli stessi genitori alla comunità del Buddha, attraverso donazioni territoriali e edificali, per cui in breve tempo la comunità dei bhikkhu, seguaci del Buddha, divenne ricca di castella, terreni e figli non ereditari di regnanti di tutta la regione. Quindi un potere temporale. Il Buddha non era contento di questo. Il Buddha, come tutti i maestri spirituali, non era interessato ai castelli, ai territori, ai terreni. Lui intendeva propagandare l'illuminazione. Lui aveva scoperto che l'umanità non è felice. Tradizionalmente si dice che lui era interessato al problema della sofferenza. Questa è una traduzione sbagliata. Non era interessato al problema della sofferenza, era interessato al problema della infelicità, che è una cosa diversa. Perché se mi muore mia madre, io soffro, ma questo è normale, è naturale. Ma se io sono insoddisfatto della mia vita, io sono fondamentalmente infelice e non so nemmeno io perché,
Non vivo ogni giorno della mia vita come con la gioia e la felicità di essere vivo. Questa è l'infelicità. E lui aveva scoperto che questa infelicità opprime l'essere umano per tutta la vita. E lui ad ora si è chiesto perché esiste l'infelicità? Perché noi siamo infelici? E si è messo a studiare questo problema, che come vedete è un problema psicologico. E ha trovato la soluzione, ha trovato la ragione, il perché, la causa dell'infelicità umana, attraverso l'illuminazione, e ne parleremo poi. Questa illuminazione, cioè la scoperta del perché l'essere umano è infelice, lo ha portato a desiderare di aiutare tutti gli esseri umani a essere felici. E lui disse una delle poche cose che probabilmente il Buddha davvero disse, perché come Gesù non scrisse nulla, e quindi quello che ci rimane di lui è soltanto tradizione orale, no? Non sempre realmente, storicamente fondata. Forse in questo caso sì. Lui disse, ognuno di noi può essere felice. Ognuno di noi ha natura di Buddha. Cosa vuol dire? La buddhità. La buddhità è lo stato di felicità. Ma una felicità permanente, una felicità che ci rimane dentro tutti i giorni della nostra vita, che ci fa svegliare al mattino con la gioia di essere vivi, con la gioia di avere intorno a noi persone, animali, piante, cielo, mare, il mondo intero, l'universo intero. Questa gioia, questa felicità è lo stato di buddhità. Tutto qua. Cos'è la buddhità? È lo stato di gioia, di felicità, nel quale noi dovremmo vivere ogni giorno della sua vita, della nostra vita. Il Buddha disse, noi tutti abbiamo natura di Buddha, noi tutti abbiamo la possibilità di vivere felici ogni giorno della nostra vita, di essere in uno stato di perenne felicità. Io ho scoperto perché non lo siamo e costruì il Buddha una sorta di metodo scientifico, psicologico, per conquistare questo stato permanente di felicità attraverso delle azioni pratiche. Era una pratica, quella che lui ha scoperto, una pratica che lui chiamò Dharma, che significa regola. E si sforzò, poverino, di insegnare questa pratica ai suoi discepoli. E li faceva camminare nel bosco e insegnava loro come fare la meditazione camminata e li faceva sedere nel prato e insegnava loro come fare la meditazione seduta e dava loro i precetti di vita, di comportamento per ottenere lo stato di felicità permanente. Ma questi stronzi lo tradirono. Lo tradirono. Soltanto un secolo dopo la sua morte, la sua comunità, che contava circa 3.000
adepti, si spezzò in 6 sezioni diverse, a capo di ognuna delle quali andò un personaggio, suo ex discepolo, il quale prese su di sé il potere temporale, la ricchezza dei castelli, delle terre, del potere sulle persone, e non seguì la sua pratica. Ma cosa fece? Ne parlò. Sapete, c'è un vecchio detto che dice: chi sa fa, chi non sa parla. Ne parlò e nacque così la filosofia della buddhità. Il Buddha aveva detto ad un certo punto: guardate che tutto cambia. Tutto cambia. Non c'è nessun fenomeno che dura più di un secondo. Quindi anche il nostro io, noi come persone, cambiamo continuamente. Voi non siete le stesse persone che eravate ieri. Non ne parliamo di 30 anni fa. Questi stronzi hanno trasformato questa affermazione in una filosofia che ha detto: le persone non esistono. Questa filosofia si chiama Abhidharma, è una delle prime filosofie fondate dopo la morte del Buddha. Nega l'esistenza della persona umana come nega l'esistenza di qualsiasi persona, travisando completamente il dettato del Buddha, al quale aveva detto: non è che noi non esistiamo, noi non abbiamo una forma definitiva, perché la nostra forma cambia continuamente. Ma noi siamo come il mare, anche il mare cambia continuamente, ma questo non significa che il mare non esista. E vi risparmio il dettato delle altre 16 scuole filosofiche che sono nate in seguito alla morte del Buddha. E quindi diciamo che per 6-7 secoli, dopo la morte del Buddha, fino al secondo-terzo secolo d.C., queste scuole si sono sviluppate all'interno delle diverse comunità che si sono formate dividendosi il potere una con l'altra dalla comunità iniziale, e hanno cominciato a diffondersi per l'Asia, diffondendo il diverso sapere che ognuna di queste scuole filosofiche aveva costruito. E quindi siamo intorno al V secolo d.C. Una di queste scuole filosofiche, è proprio quella Abhidharma di cui parlavamo, è finita in Tibet. Il Tibet, popolo di montanari, che forse a voi sono simpatici e comprensibili, perché anche voi siete un po' montanari, o no? Guardate che i montanari di tutto il mondo, dagli alpini italiani, agli andini peruani, agli himalayani asiatici, persino dai mammuttones sardi, hanno sviluppato una religione che noi chiamiamo animistica. Certo, loro non hanno
molta varietà di esperienza, perché più che il cielo pieno di nuvole, il sole, la pioggia, il giorno, la notte, la nascita e la morte, non hanno. E allora questi montanari himalayani, tibetani, non avendo altre cose da studiare se non queste, si sono specializzati nello studio di una cosa terribile, la morte. Se voi leggete il libro tibetano dei morti, detto anche il Bardo, scritto molto anticamente, scoprite delle cose terribili. Io ho tenuto un corso universitario su questo libro. Io e i miei studenti ci siamo fatti delle risate da morire. C'è lo studio dell'agonia del moribondo, accuratissimo, fino al rilascio dei liquidi, il bloccarsi degli organi interni, l'evoluzione della vita psichica del moribondo che passa attraverso vari stati allucinatori, fino a visitare quelli che loro hanno codificato come i 5 regni dell'esistenza. I demoni, gli animali, gli umani, i semidei, gli dei. E allora noi quando moriamo entriamo nell'esperienza di questi 5 regni, la stanza buia, la stanza piena di luce, la via illuminata, ed ecco che entriamo nel regno dei demoni. I demoni hanno la maggiore sofferenza possibile degli esseri viventi. Dopodiché ci sono gli animali, il regno degli animali, che hanno una sofferenza notevole minore di quella dei demoni. Poi ci sono gli esseri umani nei quali la sofferenza è sempre presente, però più attenuata rispetto agli animali, i semidei che hanno una sofferenza sempre presente ma più attenuata ancora, che hanno una vita lunghissima ma comunque finita, e poi gli dei che vivono dei tempi lunghissimi ma anch'essi hanno un termine, e tutti alla morte rientrano in questa specie di calderone dove possono rinascere all'interno di uno dei 5 regni a seconda dei meriti o dei meriti accumulati nella loro vita. La reincarnazione. Guardate che il mito della reincarnazione non se lo sono mica inventato i tibetani, era presente nella cultura egizia ancora prima, era presente nella cultura cinese, nella cultura maya, in tutte le culture antiche c'era il mito della reincarnazione. Perché? Perché noi non vogliamo morire! Non vogliamo morire! E allora ci inventiamo di non morire. Semplice. Ma anche noi ci siamo inventati di non morire. O no? Anzi, noi rinasciamo tutti. Io mi sono sempre chiesto come rinasciamo. Cioè, uno che perde la gamba, cosa fa? Rinasce senza gamba? Casino, lasciamo perdere. Questo mito della rinascita era particolarmente tosto
presso questa cultura tibetana di Montanari. Cioè loro si erano convinti che la rinascita all'interno di uno dei 5 regni, quindi come animali, come umani, come demoni, fosse infinita. Cioè andasse avanti all'infinito. Il ciclo infinito delle rinascite. La cosa era particolarmente odiosa. Quando i missionari, non monaci, perché non sono mai stati monaci i seguaci del Buddha, quelli originali, erano mendicanti. Quando i missionari, nel senso che portavano con sé questa nuova ideologia della buddhità, sono arrivati in Tibet, hanno raccontato a questi montanari tibetani, tenutari di questa religione, si chiamava Bon, la religione originaria tibetana, questa del mito della reincarnazione, e gli hanno parlato di questo Buddha, un essere che era riuscito a sottrarsi al condizionamento. Lo aveva detto lui stesso. Io mi sono sottratto al condizionamento. Ma cosa significava questo? Significava che noi tutti siamo condizionati. Cioè noi tutti siamo condizionati dalle nostre esperienze. Se io dalle donne ho sempre preso delle bastonate, io sono condizionato a vedere le donne come degli esseri terribili, che mi bastonano. Se io sono una donna e sono sempre stata usata dagli uomini, sono condizionata a vedere gli uomini come degli esseri terribili che mi usano e mi gettano. O no? È chiaro che il nostro passato ci condiziona, a meno che non leggiamo il libro di Giacobbe che dice come liberarci del nostro passato, ma questo è un altro problema. Il Buddha invece aveva detto nei suoi discorsi: io sono riuscito a liberarmi dai miei condizionamenti, dal mio karma. Il karma è una scoperta scientifica fatta dagli orientali molti secoli prima di Cristo. Ne parla la Bhagavad Gita addirittura, siamo nel 700-800 a.C. Come? Beh, lui dice: io se vedo una persona che mi è antipatica, io vedo dentro di me questo moto di antipatia, ma lo lascio andare, non lo seguo, non lo alimento, non gli do modo di condizionarmi, rimango aperto, accogliente e amoroso nei suoi confronti. Ecco che io mi sono liberato dal condizionamento delle mie esperienze passate. Io sono l'incondizionato, lui si era presentato così. Questi lontani discepoli, perché siamo 400-500 anni dopo la sua morte, andando in Tibet hanno detto: ah, ma noi abbiamo avuto un maestro che si è dichiarato l'incondizionato. E quelli, da montanari furbi, hanno detto: ah sì? Ah, guarda, l'incondizionato, cazzo, ecco, lui si è liberato dalla ruota infinita delle rinascite, pum! Ecco come è nato il buddismo tibetano. Hanno eletto
questo personaggio diventato ormai mitico come l'esempio di colui che si è liberato dal ciclo infinito delle rinascite. Ed è nato il buddismo tibetano. C'è un buddismo primitivo, o meglio, una religione primitiva basata sul mito della reincarnazione che utilizza il Buddha come esempio, non Dio ma umano, di liberazione dal mito infinito delle rinascite. Quindi viene considerato non un Dio ma comunque un modello non solo da imitare ma da adorare. Io ho vissuto 3 mesi alla Mayuru, uno dei più alti monasteri tibetani del mondo, 4.750 metri. Noi avevamo nel nostro tempio in fondo 3 vetrine con 3 statue del Buddha, dorate. Una rappresentava l'illuminazione, una rappresentava la liberazione, una rappresentava l'amore universale. E noi, prima di iniziare la nostra attività giornaliera di musiche e di trance, noi ci prostravamo davanti alle 3 statue del Buddha come fossero delle divinità, pur sapendo che non lo erano. Lo stesso accade per le altre chiese buddiste. Nessuna chiesa buddista pretende che il Buddha sia una divinità. Per tutte esse il Buddha è il modello che rappresenta la liberazione dalla ruota infinita delle rinascite, dove il concetto è: noi abbiamo un'anima che sopravvive al corpo, quest'anima trasmigra in un altro corpo alla nostra morte, che può appartenere al regno degli demoni, degli animali, degli umani, dei semidei o degli dei, all'infinito, a meno che noi non diventiamo dei Buddha e quindi ci sottraiamo da questa terribile, infinita, eterna reincarnazione che deve essere una grande menata. Nessuno si è mai chiesto cosa cazzo diventiamo, perché non lo sa nessuno. Thich Nhat Hanh, vietnamita, monaco buddista, considerato il più grande studioso del buddismo contemporaneo. Ha scritto questo bellissimo libro, quasi introvabile, intitolato La vita di Siddhartha il Buddha. Fa una rassegna antologica delle scritture buddiste, che non sono tutte attendibili, anzi pochissime sono attendibili, ma alcune di esse probabilmente riportano dei discorsi realmente fatti dal Buddha. Thich Nhat Hanh riporta questo discorso del Buddha. Da tempo incalcolabile gli uomini sono intrappolati nel concetto di anima, nella nozione di un sé separato ed eterno. Abbiamo creduto che alla morte del corpo questo sé continua a esistere e ricerca l'unione con la sua origine, che è Brahma, che è l'energia universale. Ma si tratta di un'incomprensione capitale che ha fatto sì
che innumerevoli generazioni ne fossero sfiate. Sappi che tutte le cose esistono a causa dell'interdipendenza e che a causa dell'interdipendenza cessano di esistere. Questo è perché quello è, questo non è perché quello non è. Questo è nato perché quello è nato, questo muore perché quello muore. Ecco, la legge meravigliosa dell'originazione interdipendente che ho scoperto in meditazione. In verità non c'è nulla di separato e di eterno. Non c'è un sé, sia superiore o inferiore. Noi siamo eterno divenire, apparteniamo a un universo eternamente diveniente e siamo sue piccole particelle. Immaginate una goccia nell'oceano che durante il frangersi di un'onda sullo scoglio si libri nell'aria. Questa goccia si trova per una frazione di secondo sola, librata nell'aria, e dice a se stessa: io sono sola. E la attanaglia l'angoscia, la paura, la sofferenza, la disperazione. Noi siamo quella goccia. Ognuno di noi è quella goccia. Un attimo dopo, quella goccia ricade nell'oceano e ritorna a essere una particella dell'oceano in eterno, infinito divenire. Noi siamo particelle di un universo in continuo, infinito divenire. Finché noi crediamo di essere separati dall'universo, noi siamo nella pazzia della angoscia e della sofferenza. Quando noi prendiamo coscienza di essere particelle di un universo in infinito divenire, noi raggiungiamo la pace totale. Questa è la buddhità. Il Buddha, dopo anni di meditazione, fece una grande scoperta scientifica che passò alla storia con il nome di illuminazione. Noi occidentali non capiamo un cazzo di queste cose, crediamo che l'illuminazione sia chissà quale esperienza psichedelica derivata dall'assunzione di droghe, chissà quale nirvana. L'illuminazione sperimentata dal Buddha è una cosa di una semplicità, di una concretezza e di una scientificità disarmante. Semplicemente questo. Il Buddha scoprì che ogni cosa nell'universo si trasforma in continuazione. Cioè che non esiste nessun fenomeno
permanente. La permanenza non esiste. Cioè nessuna cosa, nessun fenomeno, nessuna persona, nessuna situazione, nessun oggetto, nulla nell'universo rimane uguale a se stesso per più di un secondo. È la legge della impermanenza. Lui disse: io ho esaminato per lungo tempo dentro di me, dentro il mio corpo e dentro la mia mente, per cercare qualcosa che rimanesse uguale a se stessa, ma non ho mai trovato nulla nel mio corpo e nella mia mente che rimanesse uguale a se stesso per più di un secondo. E ho esaminato a lungo le cose intorno a me e non ho mai trovato nulla intorno a me che rimanesse uguale a se stesso per più di un secondo. Ogni cosa è in eterna trasformazione. L'universo è in eterna trasformazione. Ma cosa c'è di male? Cosa c'è di male? Ma forse il mare non è in eterna trasformazione? E ci fa schifo il mare, forse? E non esiste forse il mare? Avete qualcosa contro il mare voi? Non vi piace un mare in continua trasformazione? Ma così è, in continua trasformazione. Così è l'universo, in continua trasformazione. Così siete voi, in continua trasformazione, cazzo! Sì, cazzo, perché voi pretendete di non esserlo. Questo è il problema. Questa è la grande scoperta del Buddha. Perché voi soffrite? Ed è giusto che voi soffriate, perché siete degli imbecilli, degli ignoranti, perché credete, pretendete di non trasformarvi, di essere sempre uguali a voi stessi, e così vostra madre, il vostro fratello, il vostro amante, il vostro coniuge, il vostro gatto, la vostra casa. È il vostro conto in banca. E perché voi soffrite? Voi soffrite perché pretendete che ci sia qualcosa che rimanga uguale a se stesso. Oh, quando ti ho sposato eri così carino, così gentile, mi scopavi così bene, adesso non mi scopi più e sei antipatico e scorbutico. Normale. Anche tu, quando ti ho sposato, eri così carina, così seducente, sempre vestita in modo sexy, adesso sei vestita con le ciabatte, con la vestaglia lunga fino ai piedi, c'hai i bigodini in testa, c'hai la dentiera, ma vaffanculo! Ma questo non è amore. Questo non è amore. L'amore è amare l'altro sempre. Sempre in baby doll o in pigiama di flanella. Coi capelli o senza. Coi denti o senza i denti. Consapevoli che tutto cambia, che non solo lui cambia, ma anche noi cambiamo. Quindi ecco la grande scoperta scientifica che fece il Buddha dopo mesi di meditazione, la legge della impermanenza dei fenomeni. Nessuno rimane uguale a se stesso, tutto cambia. Pensate, questa cosa è venuta persino da noi, ma non si è fermato lì il Buddha. Ha fatto un'altra scoperta scientifica di portata eccezionale.
non solo ogni fenomeno è impermanente, ogni fenomeno è interdipendente da tutti gli altri, anzi dall'intero universo. Perché se voi siete qui questa sera seduti comodamente, cazzo, dipende dal fatto che su Omega 4 c'è stata un'eclissi di sole 5 milioni di anni fa, se no voi non sareste qui. Perché noi qui siamo il risultato della storia dell'universo, della nostra galassia, del nostro sistema solare, del nostro pianeta, dalla sua creazione fino ad oggi. Immaginate un enorme biliardo contenente milioni di biglie, tutte in movimento, tutte che si urtano una con l'altra, e vedete che il movimento di una qualsiasi di esse dipende dal movimento di tutte le altre. Questo è il concetto. Quindi il Buddha scoprì le due leggi universali, oggi confermate dalla nostra fisica, che ogni fenomeno è impermanente e interdipendente da tutti gli altri. Questa scoperta costituisce l'illuminazione, la famosa illuminazione del Buddha. Ma vi sembra una cosa così difficile? Siete così cretini da non capire questa cosa? Ma la capiscono tutti, anche i cretini. Quindi siete tutti illuminati. Ma basta questo per diventare dei Buddha? No! No. Perché non basta questo per essere felici. Per essere felici occorre molto di più. Allora, qui nasce un problema, che è un problema storico, un problema di esegesi, quello che io ho affrontato per anni e che poi sono arrivato a risolvere e per il quale ho scritto questo libro. Mi sono chiesto, dopo aver letto un sacco di cazzate, perché guardate che la letteratura buddista, che è la più grande letteratura del mondo, la letteratura biblica gli fa una pippa alla letteratura buddista. Ci sono 3 grandi canoni buddisti, quello Pali, quello cinese e quello thailandese. E sono composti ognuna da migliaia di volumi. E se voi vi leggete queste cose diventate scemi, perché non hanno nulla a che fare con l'insegnamento del Buddha. E allora io mi sono chiesto, ma qual è l'insegnamento originale del Buddha? Che cazzo ha detto questo qui? Io ho scritto questo libro. Ma voi lo sapete che questo libro adesso viene tradotto in thailandese, in vietnamita e in laotiano, perché anche loro si chiedono, ma che cazzo ha detto il Buddha? Non lo sanno. Perché in tutta la letteratura buddista non c'è nessun riferimento all'insegnamento originale del Buddha. Sono tutte elucubrazioni filosofiche posteriori, che nulla hanno a che fare con l'insegnamento originale. Ma secondo voi, scusate, le persone colte fra di voi, se ce ne sono, a me non piacciono le donne colte, preferisco quelle da cogliere, ma a parte questo fatto, le persone colte fra di voi credono che la teologia
cattolica, medievale, quella dei grandi padri della Chiesa, di Sant'Anselmo, Sant'Agostino, San Bonaventura, eccetera, abbia qualcosa a che fare con l'insegnamento di Gesù? No, lo sappiamo tutti, anche se siamo Bene, lontani. bene, bene. È la stessa identica cosa. Tutta la letteratura buddista non ha nulla a che fare con l'insegnamento del Buddha. Allora la mia domanda 10 anni fa fu questa, da professore universitario, quindi ricercatore scientifico: qual è stato il vero insegnamento originale del Buddha? Non si può cercare nelle scritture buddiste, che sono scritture di natura filosofica. E mi sono accorto di una cosa, che le varie tradizioni, molto diverse una dalle altre perché appartenenti a culture completamente diverse, ad esempio c'è il canone Pali, che è il canone più antico, che è quello addirittura scritto nel linguaggio del sanscrito parlato utilizzato ai tempi del Buddha. C'è il canone cinese, che è scritto in cinese e così via. Mi sono accorto che su una cosa erano tutti d'accordo, su una sola cosa, perché per il resto divergevano tutti. Su due fondamenti dell'insegnamento originale: le 4 nobili verità e gli 8 nobili sentieri. E allora mi sono messo a studiare questi 2 enunciati, che senz'altro risalgono al Buddha, perché tutte le tradizioni lo ricordano, e è l'unica cosa che tutte le tradizioni hanno in comune. Mi sono messo a studiare queste 2 cose, le 4 nobili verità e gli 8 nobili sentieri, e li ho scoperto che essi contengono una cosa meravigliosa. Contengono l'indicazione pratica di come raggiungere la felicità. È una pratica, non è una teoria, è un insieme di azioni, non è un insieme di parole. Il Buddha stesso lo disse in un suo famosissimo discorso: il dito che indica la luna non è la luna, ma se tu guardi il dito e non vedi la luna, tu non puoi vedere la luna. Cioè, se tu studi sulle parole ma non sulle azioni che sono denotate dalle parole, tu non puoi raggiungere la felicità. E allora brevemente io adesso vi spiego quali sono queste cose, ma non vi dico come farle. Come farle ve lo dirò domani sera. Domani sera le metteremo in pratica. Avete presente il Kama Sutra? Voi avete mai raggiunto l'orgasmo leggendo il Kama Sutra? Siete dei pervertiti. Il Kama Sutra si mette in pratica. Domani sera faremo la pratica. Stasera brevemente faremo un po' di teoria. Cominciamo con le 4 nobili verità. Le 4 nobili verità recitano così: esiste l'infelicità. Tradizionalmente viene tradotto con sofferenza, ma è una traduzione sbagliata, perché qua non parliamo della sofferenza episodica, mi fa male un dente, sotto il male.
no, dell'infelicità, quel senso di insoddisfazione, di malinconia, di tristezza, di non completezza. C'ho sempre qualcosa che non... Cazzo, c'ho qualcosa che... Porca puttana! C'ho un buon conto in banca, c'ho una macchina che è fantastica, una moglie meravigliosa, 2 figli, eppure mi dico sono contento. Come mai? È questo che ha costituito l'interesse del Buddha. La gente non è felice. Perché? Perché la gente è infelice. Ha lo stomaco pieno, un tetto sopra la testa, un letto comodo, un coniuge affettuoso, non sempre, perché tutto è in trasformazione. Cazzo, non si può pretendere che l'altro sia sempre disponibile, simpatico, affettuoso, che girano le balle a tutti, no? E quando girano a noi, allora, cosa deve dire l'altro? Perché non siamo felici? L'infelicità è uno stato d'animo diffuso. Ecco la prima nobile verità, tradizionalmente enunciata come la sofferenza esiste. La infelicità è diffusa. La seconda nobile verità dice: l'infelicità ha una causa. Interessante. Qual è sta causa? Dimmela. La causa dell'infelicità è un'errata visione del mondo. Ma voi, miserabili esseri umani, vi rendete conto che non sapete un cazzo della realtà e che non potete sapere un cazzo della realtà perché ognuno di noi ha una sua visione del mondo? Il mondo è come noi lo vediamo, come lo vede lui, come lo vedo io, come lo vede lei, come lo vede lui. Ma questa è la nostra visione del mondo e ha una sua dignità di esistere. Ognuno di noi ha una sua visione del mondo. Il problema è: questa visione del mondo mi rende felice o infelice? Chissà perché quasi tutti hanno una visione del mondo che li rende infelici. E questo ve lo dovete spiegare. Cioè io affermo sempre, essendo diventato un Buddha, che dipende da noi goderci o soffrirci la vita. E io vorrei sapere perché la maggioranza di voi ha deciso di soffrirsela. Nessuno me lo sa spiegare, ma così è. Il Buddha ha scoperto scientificamente che la infelicità dipende dalla nostra errata visione del mondo, quella che lui ha chiamato l'ignoranza, cioè l'ignoranza della realtà. E adesso dobbiamo fare il grande salto, perché per diventare dei Buddha bisogna fare un grande salto mentale. Ma non tutti sono così intelligenti e coraggiosi da fare questo salto. Dato che
io, il Buddha, ho scoperto che la realtà è in continua trasformazione e che voi non siete felici perché credete erroneamente che invece esistano delle cose nella realtà che siano sempre uguali a se stesse. La mia mamma è sempre brava e mi vuole sempre bene. Il mio papà non c'è mai, ma mi vuole bene. Mia moglie mi ama e non mi tradirà mai. Mio marito, bravo! Sono tornato a casa e ho trovato mia moglie a letto con un altro. E chi è? Non lo so, non è il solito, un altro. Ecco che io soffro, perché mi aspetto che il mio conto in banca sia sempre in attivo, che la mia casa sia sempre efficiente e in piedi, che i miei figli mi vogliano sempre bene e mi stiano ad ascoltare, che mia moglie, mio marito sia sempre disponibile, che mia mamma sia sempre bella e viva in eterno, che il governo sia onesto con i cittadini, che la nostra economia vada sempre bene e non facciamola finire la fine dei greggi. Non è possibile. Ecco perché noi soffriamo, perché non siamo felici, perché pretendiamo che nella realtà ci siano delle cose che rimangano sempre uguali, come vogliamo noi. Guarda che caso, come vogliamo noi. La realtà se ne fotte dei nostri desideri, cambia continuamente e diventa come a noi non piace, e allora noi siamo infelici. Il Buddha dice: impara che la realtà è in continua trasformazione, e se tu impari ad accettare la realtà in continua trasformazione, smetti di essere infelice. Ma questo, signori, richiede un salto di testa che voi non siete capaci di fare. Sapete cosa richiede? Che abbandoniate per sempre ogni sicurezza. Non c'è nessuna sicurezza, né la madre, né il conto in banca, né l'automobile, né il figlio, né la casa, né la vostra salute, né la vostra stessa vita. Ci sarà qualcheduno, cazzo, che uscendo di qua stasera ci lancia la pelle. Ma è così, ma è così. Ma quanti di voi, chi di voi qua dentro sarà ancora vivo domani? Ma è così. Ecco cos'è la buddhità. Ecco cos'è la buddhità.
salto nella totale, assoluta precarietà. Se siete pronti a vivere come me, ho imparato a vivere, nell'assoluta precarietà, nella totale mancanza di sicurezze, nella totale mancanza di punti di riferimento, essere completamente nell'aria, in questo oceano, in questo universo in continua trasformazione. Ma una cosa meravigliosa, io sono una particella dell'universo in trasformazione. Ma io sono eterno, perché io sono l'universo, questo è il punto. Io sono una particella dell'universo, io sono una goccia di questo oceano. Io non sono la particella, non sono la goccia, io sono l'oceano, io sono l'universo, con questo io mi identifico. Io sono eterno, immortale, non soffro più, perché sono aperto a qualunque avvenimento, a qualunque trasformazione, accetto qualunque cosa accada. Ecco il segreto della felicità. Semplice, 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 semplicissimo, a portata di qualunque imbecille. Mi godo quello che c'è, non cerco quello che non c'è. Tutto qua. Tutto qua. È difficile da capire, forse da fare, ma da capire no. E allora, poste queste premesse, cosa dice la quarta nobile verità? La quarta nobile verità dice, hai capito che c'è l'infelicità, che ha una causa, che la sua causa è una visione errata della realtà. Come arrivi a una visione errata della realtà e a una realizzazione della felicità? Con la pratica degli 8 nobili sentieri, che sono una pratica. Avete presente cos'è la pratica? Riuscite a capire la differenza fra teoria e pratica? Ve la faccio capire io. Pierino arriva a casa e dice a papà: papà, a scuola la maestra ci ha insegnato la differenza fra teoria e pratica, non ci ho capito un cazzo. Papà gli dice: vieni qua che te la faccio capire io. Vai dalla mamma, chiedi un po' alla mamma se per 1 milione la dà via. Pierino va, la mamma dice sì, per 1 milione sì. Bravo. Vai da tua sorella, chiedici lo stesso. Quello ritorna, e la sorella ha detto di sì anche lei, per 1 milione la dà via. Dice: allora va, stai attento. In teoria noi abbiamo 2 milioni, in pratica solo 2 puttane. Ecco la differenza. Attenzione, gli 8 nobili sentieri. Io ho studiato gli 8 nobili sentieri e ho scoperto che negli 8 nobili sentieri c'è quella che noi chiamiamo, noi psicologi, chiamiamo una metodica psicologica, una pratica. Se io tutte le mattine quando mi sveglio vado davanti allo specchio e dico sono una strafiga, tipo 4 anni ci credo. Questa è una pratica psicologica utilizzata. Il problema è che voi invece stupidamente tutte le mattine faccio schifo, sono un cesso e quindi mi fregate adesso. Pensate che io ho 25 anni di psicoterapia, il lamento più frequente che ho sentito dalle donne, sapete qual è? Ho il culo grosso. Perché non sono mai state in Sud America. Bene, negli 8 nobili sentieri,
che sono retti mezzi di sussistenza, retta azione, retta parola, retto sforzo, retto pensiero, retta concentrazione, retta conoscenza, retta presenza mentale. Io me li sono studiati e ho scoperto che dentro c'è una metodica psicologica scientifica di una portata epocale. Non vi sto a spiegare tutta la dinamica di trasformazione, di deduzione, da questi tradizionali sentieri ai 5 poteri mentali che io ho dedotto, perché è tutto spiegato in questo libro, che costa solo 6,90 e sul quale io ormai non prendo più nemmeno un centesimo, quindi non è per interesse commerciale che ve lo dico, ma perché veramente aiuta. E da qui potete studiarvi come avviene tutta la derivazione, però quello che noi possiamo dedurre è che dagli 8 nobili sentieri noi ricaviamo 5 poteri psichici, 5 poteri mentali, che ognuno di noi è in grado di realizzare, concretizzando così l'affermazione del Buddha che ognuno di noi possiede natura di Buddha e deve solo realizzarla. I 5 poteri sono questi: il controllo della mente, la presenza nella realtà, l'accettazione del cambiamento, la non possessività e l'amore universale. Questo ultimo, l'amore universale, in realtà non è enunciato negli 8 nobili sentieri, ma tutta la tradizione buddista lo afferma e lo attribuisce al Buddha, il quale adesso non sto a cercare il passo. Ecco, sì, ve lo leggo, perché però è veramente poetico e bello, ed è sempre quest'opera di Thich Nhat Hanh che riporta un passo tradizionale riportato dalle scritture buddiste. Parla il Buddha e dice: parlando dell'amore, ci si riferisce di solito all'amore tra genitori e figli, marito e moglie, parenti, membri della stessa casta e della stessa nazione. Dipendendo per sua natura dai concetti di io e mio, questo amore è imprigionato nell'attaccamento e nella discriminazione. La gente vuole amare soltanto i propri genitori, il proprio coniuge, i propri figli e nipoti, i propri parenti e i propri concittadini. Poiché è irretita nell'attaccamento, teme i mali a cui sono esposte le persone amate e se ne preoccupa prima che accadano. Poi, quando le disgrazie vengono, la sofferenza è tremenda.
L'amore fondato sulla discriminazione genera il pregiudizio, ovvero indifferenza e persino ostilità nei confronti di coloro che escludiamo dal nostro amore. Attaccamento e discriminazione sono cause di sofferenza per noi stessi e per gli altri. L'amore di cui tutti gli esseri sono assetati in realtà è la gentilezza e la compassione. L'amore che opera per la felicità altrui è l'amore che opera per alleviare la tua sofferenza. Gentilezza e compassione non sono limitati ai genitori, al coniuge, ai figli, ai parenti, alla casta e al paese, ma si allargano a tutta l'umanità e a tutti gli esseri. Nell'amore universale non c'è discriminazione fra io e mio e non mio. Senza discriminazione non c'è attaccamento. L'amore universale reca felicità e allevia la sofferenza. Senza l'amore universale la vita è davvero vuota di senso. Ma che cazzo di senso ha la vostra vita? Ve lo siete mai chiesto? Nel mezzo della notte, quando vi svegliate e non riuscite più ad addormentarvi e siete davanti a voi stessi, alla vostra anima, non vi siete mai fatti questa domanda? Che cazzo di senso ha la mia vita? Una domanda terribile. Che senso ha la nostra vita? Avete costruito, accumulato, avete... Cos'è? Cosa vi rimane? Cosa siete? Ma voi siete l'amore che provate, l'amore che avete dato, l'amore che date, l'amore che sentite dentro di voi. Questo è il senso della vostra vita, solo questo. Senza questo amore voi non siete nulla, non avete senso e giustamente vi suicidate. Io sono favorevole al suicidio, è una selezione naturale, i cretini devono morire, siamo troppi, 7 miliardi, cazzo. L'unica cosa che dà senso alla nostra vita è l'amore. Attenzione, non l'amore che gli altri hanno per me e che io voglio dagli altri, questo non è l'amore. L'amore che io provo per gli altri. Questo riempie la mia vita, dà un senso alla mia vita. Sapete perché? Perché in una vita, in un universo dove nessun fenomeno dura più di un secondo, qual è quella cosa unica che dura per tutta la mia vita? Questo, l'amore. L'amore che io ho per il mio figlio durerà per tutta la mia vita. Ma anche l'amore che io ho per me stesso durerà per tutta la vita. Io ho un contatto con me stesso, un contatto con la mia anima che non esiste, ma con me come persona in continua trasformazione, ok? Ma io lo sento questo me stesso in continua trasformazione? Lo amo o no? Beh, se non lo amate, ammazzatevi, togliete i bei coglioni. Cosa ci state a fare? Perché se non vi amate siete veramente delle persone insopportabili. Come si fa a essere capaci di amare gli altri se non si è nemmeno capaci di amare se stessi? È impossibile. Imparate prima ad amarvi, ad accettarvi come siete, con tutte le vostre bugie, le vostre piccolezze, i vostri egoismi.
i vostri possessi, voi siete una povera creatura dell'universo, sfigata, piena di casini, vi siete presi calci in culo dalla nascita fino ad oggi e non provate un minimo di compassione per voi stessi. Ma cosa siete? Delle bestie? Dei rettili? Questo è amare se stessi, avere compassione di sé. Voi siete le uniche persone dell'universo che conoscete tutti i vostri casini, tutte le vostre sofferenze, tutti i calci in culo che avete preso. È vero o no? E siete le uniche persone che siete capaci quindi di avere compassione per voi. E non siete nemmeno capaci di farlo, ma che cosa vivete a fare allora? Cominciate a comprendere compassione di voi stessi, che non è narcisismo o megalomania, è semplicemente accettarvi per quello che siete, delle piccole merde o dei piccoli brufoli sul culo dell'universo. Normale, siamo tutti così, tutti. Cominciamo ad accettarci per quello che siamo e quindi avere compassione per noi stessi. Nel momento in cui impariamo ad avere compassione, impariamo ad avere compassione anche per gli altri. Se ci capita qualcuno di fronte, diciamo: ma questo qui, quanti se ne prende di calci in culo? Più di me? Magari sì. Che brufolo è questo qui nel culo dell'universo? Magari più grosso. Ed ecco quindi che imparate ad avere compassione per l'altro. E il Buddha dice: la compassione è la porta che porta dentro l'amore. La compassione è la prima forma dell'amore. Dice: senza la compassione, senza l'amore, la vita è davvero vuota di senso. Con la compassione e con l'amore la vita si colma di pace, gioia e soddisfazione. L'amore è l'unico sentimento che ci fa sentire felici. Ed ecco quindi che io ho messo l'amore universale, anche se non è citato formalmente negli 8 nobili sentieri, come il quinto potere mentale da sviluppare. Ma non è la stessa cosa che ha detto Gesù 5 secoli dopo, cazzo? O no? E noi? A che civiltà apparteniamo? A che cultura apparteniamo? Gesù Cristo lo conoscete o no? Fine. Allora, prima di passare alle domande, qualche breve annuncio. Come insegnante, Questo. come insegnante, e ho 48 anni di servizio nella scuola italiana, mezzo secolo, ho capito che senza emozione non c'è apprendimento. Allora, qualche piccolo annuncio. Innanzitutto sui libri che ci sono di Giacobbe, lì mi avvisano dalla regia che quelli che costano 6,90 € non si restituiscono 10 centesimi a nessuno. Il 13 agosto non andiamo in ferie, ci sarà la consueta conferenza del 13, saremo in biblioteca, sempre lì a Ceneda, ci sarà la proiezione integrale del film documentario di Marco Carlucci, La centesima scimmia. Una cosa molto interessante, ci saranno all'interno di questo film anche molti relatori che sono già venuti alle nostre conferenze, quindi molti di voi già li conoscono. Per favore iscrivetevi alla mailing list dell'associazione. Perché? Perché ci sono pochi iscritti, io sto continuando a mandare mail, poi questa volta abbiamo fatto
Abbiamo passato una quindicina di comuni con 200 locandine, 2000 volantine, abbiamo speso un sacco di soldi, ma in realtà se avessimo una mailing list nutrita potremmo fare tutto molto più velocemente. Domani sera quindi avremo con noi Giulio Cesare Giacobbe, domani in giornata andiamo a cantine, basta birre, andiamo a vino domani. E domani sera Anche peggio allora domani sera. Dalle 20 alle 24 all'area Fender in via San Gottardo, ultima casa. Mi raccomando, chi si è iscritto, c'è ancora qualche posto, quindi chi vuole iscriversi all'ultimo momento questa sera lo può fare, di arrivare per le 19:30 perché faremo registrazione eccetera eccetera, poi alle 20 si comincia perché il programma è nutrito e quindi dobbiamo correre perché le ore sono poche. Io ho colto con grande soddisfazione tutto il pensiero che tu hai espresso. In effetti anche le conquiste della fisica contemporanea confermano tutto il tuo pensiero, e quindi dando dei nomi diversi ovviamente, ma Buddha. sì, il pensiero che tu hai espresso rivolgendosi al Buddha. Volevo solo mettere in evidenza una cosa che può essere un oggetto di contraddizione e che va, a mio avviso, dipanato, proprio prendendo i pensieri e, diciamo, la visione del mondo che è emersa, no? E che tu hai attribuito a Buddha stesso. Cioè, conquistando la consapevolezza che tutto è in divenire e in trasformazione, e che in questo risiede anche la felicità dell'uomo, la conquista o l'accesso, no, a questa dimensione di felicità. E si è anche consapevoli che ognuno di noi che ha acquisito questa visione e quindi si vede come un soggetto in perenne trasformazione, abita anche un contesto, così come noi siamo contesto dipendenti, no? In ogni cosa. Rimane un problema storico concreto che non sempre a trasformazioni individuali coincidono trasformazioni sociali. Abbiamo un potere che invece conserva se stesso e non è certo trasformativo. E tutta la storia recente, ma anche quella del passato, ci fa vedere sistemi che sono stati sempre tesi a conservare se stessi. L'Ancien Régime, oggi un sistema capitalistico che è ormai già in cassa da morto, ma che di fatto si vuole mantenere e esercita un potere in questa direzione. Ecco, allora questa contraddizione è reale e quindi spinge a qualche cosa, a un fare probabilmente. Ecco, volevo porti questo problema e vedere una tua riflessione e considerazione. Ma questo è un problema veramente tragico. Io sono scarsamente dotato del senso del tragico. Sono più dotato del senso dell'umorismo che del senso del tragico, però farò uno sforzo e cercherò di essere tragico. In effetti noi stiamo vivendo, secondo me, un momento storico epocale, e cioè l'ultima spiaggia del capitalismo, il consumismo. Che cos'è il consumismo? Il consumismo è il produrre per vendere e per consumare. Cioè la produzione non è più al servizio del benessere dell'umanità, ma è al servizio dell'accumulazione di profitto da parte dei produttori, i quali quindi spingono al consumo sistematico dei beni prodotti, che la produzione cresca indefinitamente. Guardate che non è teoria, è pratica. I nostri figli non sono felici
se noi non gli compriamo ogni anno il nuovo modello dell'iPhone. Io che ho viaggiato tutto il mondo, ho visto intere popolazioni, in Tunisia, in Santo Domingo, in Cina e in Brasile, che fino a 50 anni fa avevano una loro etica, una loro morale, nel senso che c'era il rispetto per i genitori, per la famiglia, il culto dell'onestà, della lealtà. Mandare tutto questo a puttane per potersi comprare l'ultimo modello dell'iPhone. Cioè non c'è più nessun valore morale in nessuna popolazione del mondo, anche le più lontane dalla civiltà industriale, che ormai sono entrati nell'area dell'industrializzazione, che non abbia gettato all'ortica i valori tradizionali per prostituirsi al consumismo. Ormai le giovani generazioni di tutte le nazioni del mondo, anche quelle meno progredite, pensate persino ai villaggi della Nigeria, vivono nelle capanne col tetto di paglia, ci sono stato io. Hanno solo questo desiderio: comprare gli ultimi modelli di tutti i prodotti di consumo. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che veramente noi siamo ridotti non più a persone, ma a cose che fagocitano, cose che producono profitto. Ecco, questa è una tragedia. Questa è una tragedia reale, perché non sono parole. Se voi andate in Tunisia, andate in Argentina, andate a Santo Domingo, andate in Cina, voi trovate solo questo. Generazioni di giovani che vogliono solo comprare gli ultimi modelli di tutti i prodotti di consumo che esistono. Aspirano tutti ai beni di consumo. Televisori a colori, automobili sempre più evolute e così via. Allora, immaginiamo che il Buddha venga catapultato qua fra di noi, in questo momento, e chiediamoci come si comporterebbe, cosa direbbe. Beh, il Buddha non era uno che voleva cambiare il mondo. Abbiamo visto che il suo principio era: goditi quello che c'è, non cercare quello che non c'è. Quindi non lo voglio cambiare questo universo, l'accetto com'è, però se ci sono delle cose che non mi piacciono, nell'ambito della mia vita personale, se posso, le cambio. Quindi il Buddha diventa un esempio per gli altri di non adeguamento al consumismo. È quello che semplicemente ognuno di noi può fare, senza pretendere di poter fare di più. Tutti e due. Le faccio una domanda breve, sintetica. Lei capisce il dialetto veneto? Oh, stregacciò! Ma ti, di fronte ai skei, che cazzo sei tu? E ti faccio questa domanda perché tu in questo momento... Non mi interessa il gay. Ecco, no, ma sai cosa? Hai detto tu. Oggi abbiamo superato anche, diciamo, il momento in cui c'è la morale, tutte queste cose qua. Oggi c'è solo una morale. Si chiamano i soldi, che sono stati elevati a Dio. E basta, ma hanno costruito un'egregora che tutti questi giovani e tutte le persone sono veicolate da questa cosa. Quindi, tu che non hai fatto i soldi, sei un cretino, hai capito? No. Cioè, questo è il punto. No, ma no.
È vero, ma è vero questo, attenzione, ma bisogna avere una coscienza storica e anche geopolitica. L'assunzione del denaro a divinità e a fine ultimo delle azioni umane non è un prodotto della nostra cultura, ma è un prodotto della cultura americana. Noi siamo in grado di rifiutarla. Semplice. Vi dico una cosa che vi sembrerà per alcuni banali, per alcuni banale, per altre quasi incredibile. Per mia esperienza psicologica personale, dato che io sono passato da stati di povertà a stati di ricchezza a stati di povertà, io vi posso dire che oggettivamente la povertà rende più felici della ricchezza. Esperienza personale, vi faccio un esempio. Io sono vissuto nel dopoguerra. Nella mia famiglia avevamo una ghiacciaia dove io che lavoravo dal carbonaio fornivo ogni giorno di un pezzo di visca di ghiaccio, no? Mettevamo questo pezzo di ghiaccio dalla ghiacciaia. La mia mamma comprava l'idrolittina e faceva quella che lei chiamava l'acqua di Vichy. C'aveva una bottiglia che si chiudeva con una specie di molla, faceva l'acqua di Vichy. Ma chi è sto? Dopodiché comprava una capsula di sciroppo di tamarindo, la scioglieva nell'acqua, la metteva nella ghiacciaia, alla sera arrivava mio papà, noi aprivamo quest'acqua gasata con questo tamarindo e ce la servivamo ed eravamo felici. Ok? 40 anni dopo noi ci apriamo una Coca-Cola e siamo infelici. Come mai? Perché se tu sei nello stato di povertà, quelle poche cose che hai te le godi. Se sei nello stato di ricchezza, hai tante cose che finisci per non goderle più, per non dargli più valore. Questo è il punto. Questo è il punto. Sembra incredibile, ma è così. È così. Io, anche se ho tante cose, ma grazie a questi studi che ho fatto e grazie alla morte di mio figlio, che essendo un Buddha reincarnato, tutte cazzate in cui non credo, ma che il mio inconscio registra e ci crede, perché l'inconscio è stupido, crede a tutto e funziona, io sono convinto di essere un monaco zen. Quindi il mio distacco dai beni materiali è totale. A me non me ne frega un cazzo della fine che fanno le cose che io formalmente possederei, perché non mi sento di possederle. Io ho imparato a considerarmi un inquilino della vita, non un proprietario. Io non sono proprietario della casa in cui vivo, sono un inquilino, non sono proprietario dell'auto. Io uso quell'auto, non è la mia. Io non possiedo nulla. Io uso le cose se le cose si lasciano usare, se ci sono. Questo atteggiamento, che è un puro atteggiamento mentale, mi rende molto più felice di quello in cui mi considero un proprietario e se mi rigano o mi rubano la macchina mi incazzo. A me non me ne fotte niente. Se me la rigano o me la rubano, chi se ne frega? Capisci qual è l'alternativa, no? L'alternativa è mentale.
Noi abbiamo questa capacità di reagire mentalmente a questa ideologia, a questa religione del denaro, semplicemente non prendendola sul serio. Mi scusi se le faccio una domanda personale. Io non conosco la sua storia, ho capito che lei ha perso un figlio, volevo sapere, ha altri figli? Sì, ho una figlia che vedo forse nemmeno una volta all'anno. Ecco, lei non si preoccupa di quello che trasmetterà al figlio? No, io ho già trasmesso ai miei figli delle cose, ma vedi, noi i figli non li facciamo per tenerli, li facciamo per lasciarli andare a vivere la loro vita. Complimenti per la simpatia, che è un indice molto buono di illuminazione, secondo me. E volevo sapere, presumo che sia riferito a Nichiren Daishonin, volevo sapere la sua considerazione sul concetto di ultimo giorno della legge. Ma dunque, io non vorrei entrare in queste discussioni perché io ho pieno rispetto per tutte le organizzazioni, compresa la Soka Gakkai, che hanno un fine spirituale, quindi di elevazione personale. Però da studioso del buddismo non posso non rilevare che il principio di non attaccamento enunciato dal Buddha qui è un po' evaso, perché c'è comunque un attaccamento alle formule, un attaccamento a una ideologia, però io al di là di tutto questo dico una cosa molto semplice. Io ho molti amici che praticano il Nam-myoho Renge-kyo. Li vedo contenti e io sono contento, non ho problemi. Non è comunque buddismo, questo sia chiaro, nel senso che non segue l'insegnamento originale del Buddha. Come? No. L'insegnamento del Buddha è quello che io ho enunciato. Io non difendo una mia posizione, difendo una posizione storica del Buddha. Non c'è niente di altro al di fuori di quello. Poi uno si può inventare tutto quello che vuole, ma tutto quello che conduce a un benessere, a una felicità delle persone è tutto ok, non è un problema. Però dal punto di vista storico non c'entra. Buonasera. Le volevo chiedere, ha mai sentito parlare delle pratiche o delle tecniche dei monaci Shaolin? Cosa ne pensa? Allora, io ve l'ho già detto. Il Buddha, Siddhartha Gautama Sakyamuni Buddha, ha enunciato gli 8 nobili sentieri e nient'altro. Tutto ciò che non rientra in questa sua enunciazione non è l'insegnamento del Buddha. Poi può essere qualcosa che funziona, che va bene, che ha tutte le sue ragioni di essere, storiche, ideologiche, psicologiche, però non è l'insegnamento originale. Interessante per me personalmente interessante la sua esposizione, per capire più profondamente. Lei ha parlato di trasformazione, cambiamento, relatività, per dire, no? Cosa mi dice anche del Buddha? Cambia, l'amore cambia costantemente, non lo so, perché tutto cambia, no? In questo universo, voglio capire un po' di più. Sì, il discorso è questo, molto semplice.
Noi viviamo in un universo in cui tutto cambia. Non ci possiamo attaccare a nulla perché tutto si trasforma. Non abbiamo riferimenti. L'unica cosa che ci può seguire per tutta la vita è il nostro sentimento di amore per gli altri e per l'universo. E questa è la via della felicità. Tutto qua. Puoi approfondire l'ultima parte del discorso, quando hai detto il Cristo lo conoscete? Sì, guardate che Gesù Cristo ha detto esattamente le stesse cose. O meglio, ha portato avanti un discorso iniziato 5 secoli prima dal Buddha, che è il discorso dell'amore universale. Anche lui dicendo esplicitamente che l'amore per gli altri, per il prossimo e quindi l'amore universale è la via per la felicità. Poi questo è stato interpretato in chiave filosofico-teologica e quindi trasformato, la via della felicità è stata trasformata in una felicità eterna e infinita, in un supposto paradiso, va bene, è una estrapolazione filosofica posteriore che ci fa anche piacere pensare, che ci consola, che ci aiuta, ma l'insegnamento originale era semplicemente detto, era semplicemente questo: voi per essere felici dovete vivere nell'amore. Semplice, è quello che ha detto il Buddha. E la cosa singolare dal punto di vista storico è che, guardate, è una cosa notevole, no? Nessun altro nel corso della storia umana, al di fuori del Buddha e del Cristo, ha affermato questa cosa. Nessuno. Sono stati gli unici 2 esseri nella storia umana che hanno detto seguite l'amore. Non è mica una cosa da poco, no? La Chiesa cattolica, o in generale la Chiesa cristiana, ha molte colpe storiche. Non si può negarlo. Però io dico questo: meno male che c'è, perché, pensate, è l'unica istituzione umana che afferma l'importanza e il primato della bontà, dell'amore e della non violenza. Se noi facessimo fuori la Chiesa, noi ripiomberemo nella barbarie, perché non ci sarebbe più nemmeno a livello ufficiale e formale alcuna difesa del rispetto e dell'amore per gli altri. Invadere, uccidere, rapinare popoli interi sarebbe assolutamente legittimo. Nessuno farebbe obiezioni. No! La Chiesa dice questa è una porcheria. Quindi è importante che ci sia. Chiudiamo la serata. Ringraziamo il professor Spano di essere stato con noi. Ringraziamo tantissimo Giulio Cesare Giacobbe. Alcuni di noi lo vedranno anche domani sera, quindi ripeto, ci sono ancora 2 o 3 posti per il seminario. Come? Poco prosecco domani? Va bene. Ho ricevuto ordine poco prosecco. Vi ringrazio e vi do appuntamento al 13 agosto. Grazie. Sì.